Tra un mese Ponzano deciderà se si continuerà o meno ad organizzare il Palio dei Mezzadri, uno degli eventi di fine estate non solo del comune e dei tre paesi, ma anche l'unica manifestazione con radici orgogliosamente contadine della cintura urbana di Treviso. Una decisione già presa intanto per quest'anno dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non fare il Palio, però l'Assemblea deciderà il 22 luglio cosa fare del Palio 2020. Diciamo perché non è morto, ma perché ci fermiamo, perché in questo momento in cui non sappiamo i nostri sponsor se hanno disponibilità. Già la scorsa edizione si sarebbe conclusa con il fiatone sotto il profilo economico e con le limitazioni attuali per il segretario è impossibile pensare di allestire qualunque manifestazione del genere. Il Palio lo facciamo la settimana prima che la gente vada a scuola, i ragazzi vadano a scuola. Rischiare non è il caso, gli assembramenti vuol dire sfruttare le tribune per un terzo, forse per un terzo, cioè ci sono tante componenti, gli allenamenti, a parte il gioco della fionda, sono tutti giochi di contatto, quindi è molto complessa la vicenda. Con queste condizioni anche il Palio dei Mezzadri potrebbe essere l'ennesima vittima del coronavirus. Speriamo che il Covid si fermi qui, che non torni come qualcuno purtroppo dice potrebbe tornare in autunno. Proprio per questo noi vogliamo anche prevenire la salute dei ragazzi, la salute dei contraddaioli e perché no, che ci sia anche il pubblico che se lo possa godere, perché una cosa blindata sembra quasi di fare un Palio in prigione, non ce la sentiamo.